Avete in custodia un bene che appartiene all'umanità, però questi festival gli danno vita. Certamente sì, è stata una stagione difficilissima, come sapete abbiamo iniziato con un incendio che aveva devastato il parco, e quindi una scommessa doppia in questo impegno che era già iniziato alla fine della stagione scorsa. Da cittadino, diciamo da appassionato ovviamente di arte e cultura, che voi avete a che fare comunque con una responsabilità immensa, come l'affronti ogni giorno da direttore di parco? Io lo affronto per fortuna con l'esperienza, sono al mio 12° cambiamento, alla mia terza provincia, sono in un posto baciato dagli dei, il posto del mito, con enormi problemi per la gestione, ma con una gestione che è molto stimolante, molto interessante, perché come sapete siamo un parco autonomo con il nostro bilancio e quindi è una scommessa nuova, un'esperienza nuova. Poi dicono che se fai tutto con passione non lavori, e tutti i miei amici dicono che io non ho mai lavorato, mi sono sempre divertito. Siamo con Claudio Colova che è il direttore artistico del Teatro di Segesta. La creazione del valore è molto importante, Claudio, perché noi viviamo in un posto straordinario nel quale tendiamo a dimenticarci che è importante non perdere di vista dove siamo, quello che facciamo, eccetera. Quello che tu hai fatto è, in questi 2 anni, occuparti di rendere vivo questo luogo. In realtà forse questa è la strada per la Sicilia, la creazione del valore significa questo, dire di contenuto. Penso che la prima volta che sono stato, subito dopo la nomina a direttore del Segesta Teatro Festival, la prima cosa che ho fatto chiaramente è stare solo in questo teatro per un bel po'. Era inverno e mi sono reso conto che questo teatro merita innanzitutto grande rispetto, perché è un teatro meraviglioso, bellissimo, ancora intatto, per cui la qualità non può essere bassa. Questo teatro merita percorsi autoriali, sinceri, di artisti che hanno, come dire, fondato la loro ricerca su un continuum e non sono artisti occasionali o episodici. Questi luoghi sono bellissimi, ma se non sono vissuti hanno poco senso. Però devono essere vissuti in maniera sapiente. E questo è sicuramente il modo migliore, con l'altissimo livello culturale di queste proposte di quest'anno, che hanno visto un caleidoscopio di balletto, di teatro, ma anche di musica. E la prospettiva, questa è una strada possibile per l'immenso patrimonio architettonico della Sicilia? Assolutamente sì, ci sono tanti progetti che abbiamo già iniziato, per esempio il progetto Lima che faceva parte di questa stagione teatrale, è un progetto d'arte contemporanea, ci sono dei fili conduttori. Uno è certamente di rendere contemporaneo tutto quello che è antico di questo territorio, perché è il territorio dei Rimini, di questo popolo misterioso che ci affascina così tanto. Un altro progetto che partirà subito, fra poco, è il progetto dedicato alle culture. Qui, come sapete, abbiamo i resti di un'antica moschea, ma anche di una chiesetta medievale a 2 passi. Quindi l'idea che ci sia un parco dentro il parco dove le culture e i culti si uniscano agli antichi culti dei Greci e degli Elini è molto affascinante. Questo accompagnato dall'arte contemporanea e dal teatro. Tutto il festival è stato concepito intanto rispettando anche l'eredità che i greci ci hanno tramandato, per cui il teatro, la musica, la poesia e la danza. Queste sono le arti che sono state ospitate nel festival dell'anno scorso, che è stato il primo che ho diretto, e quest'anno abbiamo ribadito la linea. E diciamolo, questo teatro ha più di 2000, sono 2500 anni, giusto? Sì, sì, Cioè sì, qui vabbè, è passato un bel pezzo di umanità, no? è il Quant'è? V secolo a.C. ed è ancora uno dei teatri, dei pochi teatri diciamo a ispirazione greca, perché poi è un teatro ellinico, no? È stato fatto dalla popolazione autoctona di qua, di Elini, ed è uno dei pochi teatri che ancora, come dire, vive all'interno di un parco archeologico incontaminato, in cui non si sente ancora il rumore della civiltà. Siamo dentro appunto questo parco, che sono 180 ettari di parco. Abbiamo il tempio, dove abbiamo anche lavorato molto con la musica, e anche quello è uno sfondo meraviglioso, è un luogo incantato e molto spirituale, e abbiamo lavorato anche in questo teatro, per cui stasera si prevede che ci sia la chiusura del festival. Prima della chiusura parliamo dei numeri di quest'anno, che avete un po' di nomi, un po' di numeri, un po' di anche di I numeri soddisfazione. sono stati molto alti anche e soprattutto negli spettacoli cosiddetti a rischio, perché
poco conosciuti, con artisti non famosi, diciamo. E questa è la creazione del valore, giusto? E questa è la cosa di cui siamo molto orgogliosi, perché si è creata una sorta di grande comunità Segesta di spettatori che io saluto ogni sera con tanto affetto. Non credo che ritornino ogni sera, però molti di loro ritornano, me li trovo nell'arco di un mese, me li trovo qui e lì, e si è formata questa comunità molto friendly e molto, come dire, vicina, e quindi anche gli spettacoli di artisti non di grosso nome, come è giusto che sia, perché poi un festival deve anche sperimentare, deve anche ricercare, non deve solo andare sul facile nel senso di facile pubblico, no? Fruizione, però voglio dire, sono sempre artisti. Se penso ad Alice, che ha aperto il festival con Eri con me, che è un concerto dedicato a Battiato, siamo sempre nel campo della grande qualità, della spiritualità, anche nei nomi famosi si è avuto questo. Siamo molto contenti. E oggi chiudiamo, devo dirti, questa è una bella chiusura. Sì, adesso chiudiamo. Ieri abbiamo chiuso la sezione teatrale con Sonia Bergamasco, uno spettacolo di Jan Fabre, per la prima volta in Sicilia, in un teatro antico, Cassandra Resurrexit, anzi Resurrexit Cassandra, uno spettacolo meraviglioso che ha chiuso la stagione dedicata al teatro, e stasera invece si chiude quella dedicata alla musica e si chiude il festival con questo concerto straordinario, La Buona Novella di De André. Questo mi fa molto piacere, perché abbiamo iniziato con Battiato e chiudiamo con De André, e sono sempre riscritture, riletture, rivisitazioni dei due più grandi cantautori che abbiamo avuto, scrittori, poeti, artisti. Cantautori è molto riduttivo, e quindi con Francesco Giunta, con questa sua creazione, Questa è tradotta in lingua siciliana, c'è un progetto culturale importante dietro. Tradotta in siciliana, è un'impresa, anche perché a sentire le parole di Dorighezzi, che ha approvato questa traduzione, sembra che sia molto filologica, molto accurata, molto vicina all'originale, quindi siamo molto emozionati di chiudere il festival così. Chiudiamo in bellezza con numeri veramente importanti, ma soprattutto con l'apprezzamento di tantissime persone che ci sono state vicine, e siamo convinti di essere un po' come gli eroi delle tragedie greche, feriti ma in piedi, pronti a ripartire. Poi sopra le case, lisciati la gente, ogni cosa fornica è fatta di nati, fitti baggiati, vissuti di sciuri, di rame, di pampi, non solo splendori. Lancilo là, si vosi firmare, un giorno si perde e si voli cercare, e mi parrò cominciando a friare, ed ogni canto segnava la fine con tanto l'intacchi di merri. Umeri e voci mi girano intorno, poi si firmarono, speri un meso. L'ali d'acetto, chi vuole scappare, ali stinnicchiai, non può di volare. Lancilo e stitta, cancello s'astura, le facci di sciacche, ogni vulca s'appura, e 100 razze su rama con rama, d'arbolo sicco, senza che un